Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci, buongiorno ai temerari che ci stanno seguendo e a quelli che ci vedranno online nei prossimi giorni. Buongiorno Oreste Savadin. Buongiorno a tutti. Il buongiorno si vede dal Benissimo. clarino. Benissimo. Eccoci dentro l'ultima puntata di Magazine, l'ultima della seconda stagione. Speriamo che la produzione autorizzi la terza stagione come nelle migliori serie TV. Quindi benvenuti nel magazzino di idee della Maratona di Lettura Il Veneto Legge, che è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto con l'Istituto Scolastico Regionale e l'Associazione Italiana Biblioteche, sezione del Veneto, e in collaborazione con i librai e gli editori della regione. Maratona di lettura Oreste che arriva nel suo clou, perché essendo l'ultima settimana, il 29 idealmente, il Veneto legge. Oreste, quanti eventi sono registrati nel nostro sito internet? Allora facciamo un refresh per dare il numero esatto che è sempre in aumento. Al momento ci sono 1033 eventi e piano piano, ieri abbiamo superato i 1000 e adesso vedete che già si aumentano mano a mano. Magari durante la trasmissione daremo altri aggiornamenti. Benissimo, ricordiamo che l'anno scorso siamo arrivati a 1287, quindi il nostro obiettivo è di avvicinarci quantomeno al numero dello scorso anno, della scorsa edizione, e se fosse di superarlo, ma aspettiamo e sappiamo anche che un sacco di eventi non sono ancora stati registrati nel sito, per cui ai ritardatari, diciamo, anche last minute registrate i vostri eventi. In più, lo diciamo, lo ricordiamo sempre, possono partecipare le biblioteche, le scuole, le istituzioni, ma possono partecipare anche i singoli cittadini. Quindi se qualcuno il 29 decide di eh, partecipare alla maratona leggendo a casa propria per i propri figli, i propri compagni, per i propri genitori, eh, basta inserire nel form che trovate nel sito e entrate anche voi di diritto a essere dei maratoneti della lettura. Benissimo, puntata ricca anche quest'oggi, Oreste. Molto E ricca e molto piena di tante cose. mm, Allora direi che possiamo partire immantinente. sì, e allora partiamo. Abbiamo intercettato un'esperienza che è stata organizzata e si svolge all'ospedale di Conegliano, nel reparto di ostetricia, dove hanno allestito una biblioteca dell'attesa. Vediamo. Bene, diamo il benvenuto alla dottoressa Laura Salvador del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Conegliano e grazie per essere con noi, Laura. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buonasera. Allora, abbiamo chiamato Laura perché proprio in questo reparto è nata da pochissimo una biblioteca dell'attesa. Allora, chiediamo a Laura perché questo nome e che cos'è la biblioteca dell'attesa. La Biblioteca dell'Attesa è nei fatti una piccola libreria
dove sono esposti dei libri che le mamme possono prendere e leggere quando sono in ospedale da noi, mentre aspettano di fare la visita, mentre stanno facendo il monitoraggio o anche finché sono ricoverate in attesa di andare a casa. È una biblioteca perché i libri si prendono e poi si rilasciano, comunque si rimettono al loro posto. E l'abbiamo chiamata biblioteca dell'attesa perché l'attesa da noi ha un po' un duplice significato. Perché come ho detto durante l'inaugurazione da noi si aspetta principalmente un bambino, si aspetta un figlio prima di tutto, ma anche un fratellino, un nipotino, si aspetta anche semplicemente una buona notizia a volte, si aspetta però anche fisicamente, si aspettano le visite, si aspettano noi medici che siamo sempre in ritardo, si aspetta di finire il monitoraggio che non termina mai e quindi per noi l'attesa sono tante cose. Di sicuro sappiamo cosa vuol dire aspettare, anche noi operatori sanitari, a dire il vero, aspettiamo molto. Mi piaceva questa duplice valenza del nome e quindi l'ho chiamata la biblioteca dell'attesa per questo motivo. Beh, sì, il nome è già indicativo, no, di questa Indicativo, esatto. dell'attenzione a questo momento un po' particolare, no? Sia dell'attesa della gravidanza, diciamo, e sia dell'attesa poi di questi momenti tra una visita e l'altra, oppure Esatto. dell'attesa della nascita. E allora quindi non si rivolge solo alle mamme, ma anche agli accompagnatori, no? Assolutamente. I nostri destinatari principali sono sicuramente le mamme, che rimangono lì sicuramente più tempo, però abbiamo pensato con loro anche ai genitori in generale, ai papà che aspettano che la mamma deve partorire, ai nonni che accompagnano, anche ai fratellini, perché no? Ma fondamentalmente, diciamo, noi cerchiamo di rivolgerci questa volta a un pubblico un pochino più adulto. In sostanza a chi aspetta, ma anche perché no, devo dire la verità, alle colleghe del reparto, insomma, perché anche noi aspettiamo, abbiamo tanto da lavorare, però ci sono anche dei momenti in cui possiamo anche concederci un minuto di pausa e perché no, comunque osservare la bellezza di questi libri. I libri, appunto. Allora, che libri ci sono e come sono stati scelti? Di cosa parlano? Allora, sono stati scelti in questo modo, non sono chiaramente dei trattati, non sono i libri che ti insegnano a fare il genitore, non sono libri lunghi per ovvi motivi, perché di fatto è vero che si aspetta, però insomma noi speriamo di non aspettare proprio tante ore. E poi anche la mamma, finché sta facendo le visite, il monitoraggio, non ha la concentrazione comunque per leggere un intero libro di 100 pagine. Ehm, Abbiamo deciso di scegliere principalmente gli albi illustrati. Gli albi illustrati che raccontano delle storie o comunque raccontano diciamo delle storie che hanno però una durata diciamo anche limitata nel tempo, quindi possono essere letti in poco tempo. E, in questo modo ci aiuta in questo senso, sia per una questione appunto di tempo, ma ci aiuta anche perché spesso l'illustrazione cioè, sostiene il racconto del libro e quindi ci permette di arrivare alla mamma o al genitore, al nonno, chi per lui, non solo con le parole, ma anche in altro modo, perché comunque sono momenti anche un po' delicati, a volte sono momenti un po' di tensione, quindi non è sempre facile solo con le parole portare i messaggi. All'interno di questi abbiamo scelto quindi principalmente albi illustrati, ci sono anche dei silent, proprio per questo stesso motivo. Ci sono dei libri in lingua straniera, perché abbiamo comunque, comunque diverse mamme straniere, e il libro per me era anche un modo, una speranza di riuscire in qualche maniera a creare un contatto con queste donne con le quali a volte è veramente difficile colloquiare. E poi c'è anche qualche libro che va un pochino oltre, diciamo così, ci sono dei libri di poesie e c'è qualche libro che non parla solo dell'attesa, ma si rivolge in maniera forse un pochino più generale, uno in particolare alle donne, quindi al loro percorso di vita, oppure uno in particolare ai genitori e anche alle difficoltà a volte dei genitori. Ecco. Comunque di fatto abbiamo scelto sostanzialmente degli albi illustrati. Senti, Li abbiamo scelti, un'altra cosa, li abbiamo scelti, non l'ho scelti io da sola perché questa competenza non ce l'ho chiaramente, e li ho scelti rivolgendomi a una libreria indipendente per bambini e ragazzi di Vittorio Veneto, dove ci sono delle persone competenti, appassionate, specializzate in riduttivo,
e che quindi mi hanno aiutato moltissimo nella scelta di questi libri. Certo, tutto questo progetto si inserisce anche in un'idea di qualità dell'accoglienza, no? Del rapporto tra utente e chi dopo lavora in ospedale, no? Ma assolutamente, perché adesso noi cerchiamo sempre più comunque di considerare che abbiamo una paziente noi davanti e anche il bambino chiaramente, quindi uno o più pazienti davanti, ma non c'è solamente la sua storia clinica, c'è proprio una donna alla quale ci rivolgiamo con la sua famiglia, che viene comunque con noi nel loro percorso. E sicuramente questo lo posso dire con tranquillità, insomma, nei momenti più intensi, nei momenti anche della sala parto, la tranquillità della donna spesso fa la differenza. Cioè una persona che si sente accolta da ogni punto di vista è sicuramente più serena e affronta tutto questo percorso che è anche difficile in maniera diversa, in maniera più positiva, con anche dei risultati, diciamo così, migliori, ecco. Certo, senti, questi libri sono stati donati dalla Lilt. Sono stati donati dalla Lega Italiana della Lotta per i Tumori, anche se si rivolgono a delle persone con le quali loro normalmente per fortuna non hanno contatti, ma la LILT si è dichiarata subito disponibile nei nostri confronti, non solo perché ci ha spiegato che comunque il progetto delle biblioteche per i pazienti da loro era già stato affrontato più volte, ma anche proprio perché loro puntano moltissimo all'accoglienza dei pazienti a tutto tondo e quindi a far sentire la persona accolta e a farla sentire accolta anche nel suo benessere generale, non solo quello fisico e clinico. Perciò Anna Iva Bin, che è responsabile della delegazione di Conegliano della LILT, alla quale scusami, ci siamo rivolti, ha accolto immediatamente il nostro progetto senza riserve, devo dire. Bene, io direi che possiamo chiudere qui questa piacevole conversazione e auguriamo a tutte voi, a tutti voi delle buone letture e delle buone attese. Grazie. Grazie per essere stata con noi e averci raccontato questo nuovissimo progetto. Grazie mille, grazie a tutti voi. Grazie. Il Veneto legge. Bene, grazie alla dottoressa Salvador e passiamo da un luogo dove si cura le persone e la nascita di queste persone invece a un'esperienza molto più in là con l'età, un primo albo illustrato pensato, realizzato da un gruppo di lavoro di bibliotecari per un pubblico anziano. Allora, sentiamo Elisa Breda, è una lettrice ma anche bibliotecaria e che ha partecipato proprio alla realizzazione del progetto. Cosa ci dice di questo Lassù è casa mia? Il Veneto legge. Eccoci con Elisa Breda, grazie Elisa per aver accettato il nostro invito. Elisa Breda è un'operatrice culturale, lavora in alcune biblioteche, si occupa di lettura ad alta voce, ma oggi l'abbiamo chiamata perché ha collaborato ad un progetto particolare, un progetto anche di scrittura. Allora Elisa, se ci vuoi parlare, il titolo del libro e poi come è nato questo progetto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, Livio. Il libro di cui parliamo oggi è Lassù è casa mia e, e nasce in seguito a un corso di design thinking organizzato e finanziato dal BPA, Biblioteche Padovane Associate, in collaborazione con la rete bibliotecaria vicentina, che ha visto la partecipazione di 4 bibliotecarie, 2 della provincia di Padova e 2 di Vicenza, quindi oltre a me Silvia Agonella di Ponte San Nicolò, Marta Brendolan di Isola Vicentina e Viviana Cappellaro di Romano Dezzelino.
come riuscire ad arrivare agli utenti, no agli utenti, ai cittadini che non leggono e che non frequentano la biblioteca. Arrivare a conoscenza del fatto che nelle case di riposo vengono normalmente letti albi illustrati. C'è balzata l'idea che potesse esserci la possibilità di inventare di fatto degli albi illustrati che fossero proprio specifici per questi grandi anziani. E insomma, un po' per gioco sono nate queste old stories, cioè questa idea delle old stories, che poi a conclusione del corso si è tradotto in un albo nella sua concretezza. Intanto complimenti per questa idea. Ho visto che nel lancio del libro si parla del primo albo illustrato, no? Proprio pensato per un target di questo tipo. Ecco, come poi si è tradotta da un'idea, come si è tradotta in un albo illustrato? Allora, il percorso è stato abbastanza complesso, si è iniziato a fare una ricerca, cioè ci si è focalizzati sugli anziani con decadimento cognitivo e quindi con quelli residenti nell'RSA. Per fare questo ci siamo avvalsi dell'aiuto preziosissimo di una psicologa, Elisa Calcaterra. Via via sono emerse le qualità e le caratteristiche che potevano rispondere meglio alle nostre esigenze. A quel punto è nata la necessità di individuare qualcuno che scrivesse una storia, avesse una storia disponibile, e grazie a due delle colleghe siamo arrivati a contattare Loris Giuriatti, che è uno scrittore qui del territorio, e ha contattata una giovane illustratrice di grande talento, Maddalena Pesaresi, e si è proceduto alla realizzazione del progetto basandosi sulle caratteristiche che erano state individuate. Beh, allora ho visto che il libro è stato poi stampato, ci ricordi la casa editrice? Allora, la casa editrice è la Dapero di Piacenza, una piccola casa editrice che si rivolge nello specifico a RSA o operatori dei centri diurni, curando delle collane proprio che hanno per tema gli anziani. Immagino che avrete già fatto alcune presentazioni, magari alcune letture anche nei contesti propri per cui è stato pensato. Che riscontri avete avuto? Allora, le presentazioni sono state molte e speriamo che altre ce ne siano. Il riscontro anche delle biblioteche, dei bibliotecari è stato buono. A me è capitato di leggerlo soltanto una volta in una casa di riposo a Romano di Zelino, ed è stato molto bello, nel senso che è stata un'esperienza molto forte per me, perché ho visto un'attenzione grandissima, cioè erano veramente molto attenti e per me è stata una grande emozione. Chi ha sperimentato l'albo, soprattutto nelle case di riposo, è stata Elisa Calcaterra, che non solo nella fase di preparazione, di ideazione del progetto, ma anche dopo, con l'albo, ha avuto modo di verificare le risposte degli anziani, anche appunto rispetto ai diversi livelli di decadimento cognitivo. Comunque lei ha proprio riscontrato che anche in casi molto gravi c'è comunque una risposta, perché la storia è una storia che riguarda questi grandi anziani
e che in qualche modo per le caratteristiche che insomma per la storia in sé, risponde e può risuonare, per ognuno, per la vita di ognuno, portando a galla ricordi ed emozioni. Benissimo, allora grazie Elisa e complimenti per questa operazione che avete fatto. Se posso ricordare, una presentazione che verrà fatta all'interno della Festa della Lettura Inclusiva alla Biblioteca di Abano sabato 29 ottobre. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, Il grazie. Veneto legge. Rieccoci, dopo aver ascoltato queste due esperienze che coprono, no, l'arco della vita dal nascere all'età adulta, arriviamo alla fine del primo atto e quindi la locandiera. Locandina, una lista di locandine molto ricca oggi, cerchiamo di andare veloci perché la trasmissione sarà lunga. Allora cominciamo subito con Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto la biblioteca civica ha organizzato insieme con il comune una lunga serie di eventi di riscaldamento e poi fino al 29 e fino a domenica 1 ottobre ci saranno eventi in diversi posti e luoghi della città per la 7ª maratona di lettura a Vittorio Veneto. Vedete qui una locandina anche molto colorata. Passiamo alla seconda locandina, che è una segnalazione di come i vari temi della maratona di lettura sono stati declinati e qui vediamo il disastro del Vajont. L'evento si è già svolto il 22 settembre, però cerchiamo anche di segnalare che i vari temi sono stati proprio presi in considerazione e sono stati fatti letture, incontri con gli autori, incontri con i sopravvissuti, come vedete qui. Allora, andiamo avanti, numero 3, la locandina numero 3, altro tema della maratona, i 100 anni di Italo Calvino. Qui siamo a Marostica e anche qui ci sono varie giornate, vedete, ogni giorno dal 25 al 29 alle ore 18 fino alle 18:45 in biblioteca Marostica si legge, per il Veneto Legge, per la maratona, il Castello dei Nidi Incrociati di Calvino. Siete ancora in tempo per andare a leggere o ad ascoltare alcuni di questi brani. Numero 4. Camisano Vicentino. Camisano Vicentino è anche qui una diversa declinazione dei vari temi. Ci sono vari appuntamenti in diversi luoghi, in diversi giorni. E qui vedete il fiume, la letteratura di fiume, torna anche Calvino e potete naturalmente, chi è interessato può rivolgersi alla biblioteca di civica per avere tutte le informazioni. Passiamo alla numero 5, Nervesa della Battaglia, e anche qui dal 27, il 28 e il 29 addirittura 2 appuntamenti sempre sulla maratona e sempre su vari appuntamenti che lettura ad alta voce, incontri con i bambini, le scuole che sono sempre in prima linea con questa partecipazione alla maratona di lettura. Mentre cambia la locandina, andiamo a Sarcedo e anche qui vedete 27, 29, 30 settembre, incontro con Paolo Malagutti, una lettura con il gruppo di lettura e poi lettori volontari. In diversi luoghi, anche qui la città, il comune è coinvolta in questa maratona. Torniamo in provincia di
3 Baseleghe. Torniamo a Calvino, in provincia di Padova, 3 Baseleghe, e qui proprio Universo Calvino. Qui ci sono delle letture e c'è della musica, e ci sono anche delle immagini, quindi una cosa multi, cioè tante cose che si mettono insieme per fare questo appuntamento in Biblioteca Comunale di 3 Baseleghe, dove trovare tutte le informazioni. Provincia di Venezia, Cadone, no scusate, mi sono imbrogliato con gli appunti. Campagna Lupia, ecco qua. 29 settembre, e qui c'è una novità rispetto alle cose che abbiamo visto prima, perché letteratura di Fiume il 29 settembre presso la Biblioteca Comunale, e il 9 settembre un allungamento, perché il 9 settembre il 9 ottobre, scusate, è proprio il giorno della maratona del disastro del Vajont. E qui in questa locandina vedete 2 momenti diversi, con letture, prose, poesie e anche della musica e degli interventi di esperti. Allora, io direi che con la prossima locandina, che vede a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il Festival delle Librerie Indipendenti, il 29 e 30 settembre, quindi un evento collegato alla maratona e che riguarda le librerie indipendenti, di cui abbiamo anche sentito accennare prima dalla dottoressa Salvador. Qui la libreria Al Punto, il Treno di Bogotà e il Viale organizzano degli incontri, ognuno nel suo spazio, con lettori ad alta voce oppure con degli autori. Invece, per esempio, c'è segnalato qui che l'anniversario del Vajont viene un omaggio a Tina Merlin, Sulla pelle viva. È un libro che è stato segnalato più volte anche qui a Magazine. Bene, io chiuderei qui la prima parte della locandina e proseguirei con i nostri appuntamenti. Gli incontri per adesso, dove andiamo? Sempre in provincia di Venezia, a Jesolo. Parliamo di patto per la lettura. Sapete che i patti per la lettura si stanno aumentando in questo periodo, così. C'è un patto regionale, ci sono vari patti nei comuni. E cosa servono questi patti? Serve a consolidare i rapporti tra le realtà all'interno di un paese, di una città, che si occupano di lettura, di editoria, di libri in generale, per sviluppare dei progetti di promozione della lettura. Ma andiamo a sentire cosa succede a Jesolo, e grazie a Romina Franchin. Il Veneto legge. Eccoci con Romina Franchin della Biblioteca di Jesolo. Grazie Romina per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitata. Abbiamo invitato Romina perché volevamo parlare con lei dei patti locali per la lettura. I patti locali sono questo strumento che è stato proposto dal CEPEL, dal Centro per il Libro e la Lettura, che diventano un prerequisito per essere città che legge. Ecco, ci piacerebbe capire se un patto è solamente uno strumento amministrativo, oppure se un patto può diventare anche uno strumento di governo, no? Di governance delle politiche della biblioteca per la promozione della lettura. Sì, allora, il patto locale per la lettura nasce, cioè si aderisce tendenzialmente per poi riuscire ad avere la qualifica di città che legge, cioè se non hai fatto il patto, di fatto non puoi avere la qualifica. Tuttavia, almeno per come la viviamo noi, non è un semplice contenitore vuoto, ma è in realtà uno strumento di governance, di politica bibliotecaria, io la chiamerei, che può aprire una serie di opportunità.
In particolare, come si legge anche dal sito del CEPEL, il patto locale è una stabile collaborazione fra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. Cioè il patto è un'opportunità, innanzitutto perché crea una sorta di brand spendibile che identifica un progetto specifico a cui aderisce la città, la biblioteca e la comunità di riferimento. E poi, e mi ripeto con la parola, crea comunità, nel senso che nel momento in cui si attiva un patto si crea un gruppo di lavoro, poi sta al bibliotecario decidere come convocare il gruppo, quando convocarlo, che azioni fare, ma abbiamo un gruppo che lavora con un obiettivo: creare politiche per la lettura condivise sul territorio. Questo è, secondo me, linearmente. Per quanto riguarda la nostra esperienza, noi lo teniamo abbastanza vivo e ogni tot abbiamo sempre qualche nuovo soggetto che si aggiunge. Chiaramente, punto cardine durante l'anno è la maratona di lettura, a cui noi ci agganciamo come progetto, ma aver fatto la firma del patto crea la possibilità di avere un interscambio con il territorio, di sapere che cosa fanno le scuole, che cosa fanno le associazioni e creare insieme delle nuove attività. Esempio, quest'anno siamo partiti, io direi molto bene, con il comitato civico di Cortellazzo, che è una frazione di Jesolo particolare perché ha un piccolo porticciolo, insomma, che dà sul Piave, eccetera. Con loro abbiamo fatto delle serate, insomma, degli spettacoli, degli piccoli eventi e sono andati molto bene. Ma perché? Perché entrambi, noi, il comitato e la città di Jesolo, hanno lavorato assieme e quindi si è creata una bella sinergia che probabilmente continuerà nel tempo. Quindi, a mio avviso, il patto è un moltiplicatore di occasioni di incontro e soprattutto è uno strumento di strategia politica del bibliotecario, perché è un contenitore spendibile anche con l'assessore di riferimento, il politico di riferimento, che troverà comunque anche delle sue occasioni per incontrare i cittadini e le associazioni del territorio. Nel patto per la lettura di Jesolo, quanti soggetti sono coinvolti? Allora, se non sbaglio, sono 23 più o meno, ecco, sì, più di 20, insomma. E quindi è un bel gruppo. No, allora, intanto si sentono coinvolti e almeno quando li vedo io, vedo che dicono con orgoglio: io ho aderito al patto, io come AMPI, io come associazione GEM, adesso mi vengono in mente alcuni, faccio parte del patto e quindi porto avanti quest'idea della lettura. E sì, anche loro propongono delle attività e poi su ogni attività che viene fatta ci mettiamo il logo Patto Locale per la Lettura di Jesolo, quindi sappiamo che poi tutte quelle attività, eventi, iniziative vengono veicolate nel nostro gruppo WhatsApp, in Facebook, con quel marchio Patto Locale per la Lettura. E direi che in un paese che ha indici di lettura abbastanza bassi, avere insomma delle realtà che si impegnano in questa attività formativa mi sembra insomma una cosa un punto importante. La lettura è un'attività complessa che richiede insomma un'attività funzionale, cerebrale di un certo tipo, quindi è chiaro che è più complicato leggere rispetto a vedere un film. Chiaramente speriamo sempre che gli indici di lettura si alzino, forse non sarà il nostro patto a far alzare questi indici, però a volte mi chiedo se non facessimo tutte queste azioni come sarebbero invece magari ancora più bassi, quindi direi che è uno degli strumenti che possiamo utilizzare a costo praticamente zero, perché anche la maggior parte delle attività che facciamo sono attività che non hanno costi esorbitanti, cioè non stiamo parlando di concerti, spettacoli di lirica, stiamo parlando di cose abbastanza contenute, ma che sul territorio, sul tessuto della città hanno un valore. Questo ve lo dico proprio perché noi che viviamo una bidimensione tra l'inverno e l'estate, cioè la dimensione della biblioteca è quella della città residenziale, mentre l'estate il turismo vede tutta una serie di altre attività. Però la nostra ha comunque un impatto
costante sui residenti, cosa che magari le attività estive non hanno per tutta una serie di motivi. Quindi, insomma, il valore aggiunto è proprio quello di creare uno strumento di crescita per i cittadini. Bene, allora grazie Romina per queste delucidazioni su come si può usare, come può diventare virtuoso un patto per la lettura, che mi vien da dire è uno di quei progetti che a volte, no, partono dall'alto, sempre, a volte i progetti che partono dall'alto trovano fatica a radicarsi nel territorio, ma i patti per la lettura, per dire il Veneto, è quello che ne ha di più in Italia, è la regione che ha più patti per la lettura stipulati, ne abbiamo 81. Quindi Bene. sì, e quindi Sì. è un'azione virtuosa che speriamo possa anche progredire. Benissimo, Bene. allora Grazie a voi. grazie e buona maratona, so che siete molto attivi su questo fronte, Sì. grazie per la partecipazione. Grazie. Il Veneto legge. Grazie a Romina Franchin della Biblioteca di Jesolo. Ci son piaciute molto le sue parole sul patto come strumento operativo e come strumento di politiche per la lettura all'interno del proprio paese, della propria comunità. Adesso continuiamo la nostra ricognizione tra gli autori veneti e abbiamo sentito quest'oggi Sonia Aggio. Siamo qui con Sonia Aggio, a cui diamo il benvenuto e ringraziamo per la sua partecipazione. Ciao Sonia. Ciao, grazie dell'invito e dell'ospitalità. Allora, Sonia Aggio è uscita con un libro Magnificat con cui sta facendo tantissimi incontri. Allora, mi interessa sapere come trovi il pubblico di questi incontri, come si svolgono, qual è la situazione così dello scambio tra te e chi ti segue. Allora, è un bel percorso perché appunto essendo il primo romanzo non avevo idea, non sapevo cosa mi sarebbe toccato Mhm. con le presentazioni con il pubblico, ma dico sempre che mi sento molto fortunata ad essere veneta, essere una scrittrice veneta perché c'è una grande offerta culturale, gruppi di lettura, biblioteche, rassegne, quindi anche un pubblico molto attento, molto interessato. Chiaro che comunque, appunto, essendo un'autrice esordiente, non faccio le folle oceaniche, però lo trovo molto bello che ci sia comunque qualcuno che si mette, tra virgolette, in gioco, che quindi prova a dare una chance a una sconosciuta, una signorina nessuno come sono io. E quindi mi sento molto arricchita da questo percorso e sono molto contenta di come sta andando. Certo, senti, prima di questo romanzo tu avevi scritto vari racconti che erano usciti in riviste, in Sì. altre situazioni, no? Qualcuno già ti conosceva come scrittrice di riviste, ha trovato delle differenze, oppure invece questo è proprio un pubblico nuovo che si dedica completamente ai romanzi? Allora, devo dire che gran parte, cioè, del pubblico, diciamo, non conosce il mio lato di autrice di racconti, ma penso perché è comunque un settore diverso. Il racconto, soprattutto su riviste letterarie, viaggia molto sui social, piace molto ai giovani, quindi non è esattamente il pubblico che trovi agli incontri per i romanzi. È vero che alcuni lettori ovviamente mi conoscevano da prima, quindi hanno letto i racconti, adesso hanno letto il romanzo, vedono una somiglianza e questo mi rende molto felice perché significa che c'è un'impronta che continua.
Però ecco, anch'io considero racconti di romanzo proprio due universi completamente separati, per cui mi fa molto piacere quando scopro che qualcuno magari ha letto i racconti, li ha trovati, li ha apprezzati, però sì, è un plus, diciamo, rispetto all'esperienza del romanzo. Ho capito. Senti, adesso ci dici due parole così su questo libro che ha un'ambientazione anche sia come tempi che come luoghi un po' particolare. Magnificat è un romanzo storico perché è ambientato nel 1951 in Polesine, cioè in provincia di Rovigo, e parla della grande alluvione del Po di quell'anno. Era un tema a cui tenevo molto e quindi è un grande protagonista nel romanzo che però segue il punto di vista di due ragazze che si chiamano Norma e Nilde, che nei mesi precedenti all'alluvione cercano di risolvere un mistero e di salvare il loro rapporto che è messo in crisi proprio da questi misteri, da questi detti e non detti, e qui non dico altro perché altrimenti rovino la sorpresa della trama. Certo, grazie. Senti, oltre a questi incontri che tu fai per presentazione, partecipi anche a degli eventi con altri scrittori, altri tuoi Mhm. di così. Qual è secondo te la situazione della letteratura e come ti trovi con loro? Allora, io finora mi sono trovata sempre molto bene e anche qui era una cosa di cui avevo un po' paura perché non avendolo mai vissuto non sai mai cosa può capitarti, ma in realtà ho trovato un ambiente molto ricco, molto variegato e anche molto, non vorrei usare il termine stimolante, che è un po' banale, però ecco, un ambiente che ti arricchisce con queste esperienze che vanno in tante direzioni diverse, per cui c'è anche un po' questo senso di comunità e di tranquillità perché non ci si pesta neanche i piedi a vicenda, perché ho conosciuto diversi scrittori, scrittrici e abbiamo tutti modi di scrivere, di pensare molto diversi, quindi non c'è una rivalità, non c'è proprio un conflitto e secondo me è una cosa molto bella, soprattutto, ripeto, sempre a livello regionale e diciamo anche nord-est, ecco, se vogliamo racchiuderlo geograficamente. Certo. Hai dei progetti nel futuro riguardo alla scrittura? Ovviamente io vorrei continuare a scrivere il più lungo possibile. Il prossimo anno spero esca il secondo romanzo che non è legato a Magnificat, quindi sarà una storia nuova, completamente diversa. E poi da lì vedremo, nel senso che io spero che questo sia un altro gradino su una scala molto lunga, però vediamo come andrà il futuro. Bene, senti, siamo nell'ambito della maratona di lettura al Veneto Legge 2023, la 7ª edizione, e ci sono 4 temi. Il primo potrebbe anche andare benissimo con il tuo libro, perché è letteratura di fiume, no? Ma gli altri 3 sono 60 anni del Vaillant, i 60 anni dalla pubblicazione di Libera Nossa Malo di Meneghello e i 100 anni di Calvino. Così hai che riguardano questi temi, un consiglio che vuoi dare ai nostri ascoltatori? Vabbè, c'è sicuramente un consiglio che voglio dare sul tema del Vaillant, perché anche questo è un argomento che secondo me merita di essere ricordato, merita di essere rievocato ed è assolutamente sulla pelle viva, che penso sia il libro più intenso, più completo su quella tragedia e su tutti i lati di quella tragedia, anche quelli più scomodi dal punto di vista sociale e politico, quindi assolutamente quello. Bene, grazie anche per questo ulteriore consiglio. Noi ringraziamo Sonia Aggio di essere stata con noi, di averci raccontato le cose sulla sua scrittura. Auguriamo tanti auguri per il nuovo libro che uscirà il prossimo anno e naturalmente buone letture anche a te e a tutti quelli che seguono la maratona. Grazie. Grazie, grazie mille, buona lettura a tutti. Il Veneto legge. Rieccoci, ringraziamo anche Sonia Aggio che potete trovare in questi giorni in diverse biblioteche, anche il 29, se cercate con attenzione all'interno del sito della maratona di lettura, il 29 sarà presente in una biblioteca a presentare il suo libro. Ma per continuare la nostra ricognizione nel panorama ricchissimo
delle occasioni di incontro di questi giorni, c'è il secondo atto de La Locandiera. La secondo atto. Prima di passare a questa locandina, voglio fare un piccolo aggiornamento perché abbiamo passato i 1040 eventi registrati sul sito, come avevamo detto prima, sono in aumento. Allora, dove andiamo qui? Andiamo in provincia di Belluno, esattamente in due luoghi che sono Cesio Maggiore e Sospirolo, dove i comuni ospitano il primo evento sulla scienza, un fiume di scienza, quindi letteratura di fiume, ancora una volta questi temi della maratona che ritornano, e la scienza che si collega anche all'evento che è stato organizzato l'8 settembre scorso a Montebelluna, al Museo di Storia Naturale e Archeologia e dalla Biblioteca di Montebelluna, sempre all'interno della maratona, sulla diffusione appunto della letteratura scientifica. Qui ci sono vari eventi, ci sono varie persone che partecipano, ritornano la natura, ritorna gli alberi, ritorna la chimica, l'amore, il bestiario, show di chimica, cioè tutto quanto cose che riguardano a metà tra la letteratura e la scienza. Seguite tutto sulle pagine delle due biblioteche di Sospirolo e di Cesio Maggiore in provincia di Belluno. Siamo invece qui a Oppeano in provincia di Verona e qui come vedete un evento dedicato alla maratona, un pomeriggio. La locandina è fatta su questi modelli che potete ancora trovare nel sito, cliccando su cosa fare e come fare, ci sono tutti dei materiali utili a realizzare queste locandine. Passiamo oltre dove andiamo adesso, in provincia di Venezia, in vari luoghi: Campolongo Maggiore, Chioggia, Dolo, Fossò, Mestre, Noale, Venezia. È un'interessante collaborazione con questo piano di zona della salute mentale dell'AULS 3, la conferenza dei sindaci, e qui viene letto il 29, il giorno della maratona, un libro insieme, leggiamo e stiamo bene. E questa anche qui possiamo anche collegarla alle prime interviste che abbiamo sentito oggi, no? Il rapporto tra utenti e personale medico o strutture sanitarie. Va bene, andiamo avanti con la prossima locandina, che è Maratona di lettura a Volpago del Montello, e qui ci sono varie tappe, letture ad alta voce in vari luoghi diversi, proprio una maratona, ci si sposta e si ascolta, si legge e si ascolta. Volpago del Montello. Da Volpago del Montello passiamo invece a Venezia. A Venezia, in città, in un luogo molto speciale, che non so se lo conoscete, ma sono San Francesco della Vigna, i chiostri nella biblioteca, ricchissima. Si svolge Equilibri, la fiera del libro di Venezia, dove sono coinvolte librerie veneziane, le case editrici indipendenti, le editorie per bambini e ragazzi. Si parlerà di illustrazione di fumetto, incontri con gli scrittori, approfondimenti sugli argomenti più attuali della parola scritta e in movimento. Vedete, qui sono coinvolti anche il SIL e la Confesercenti, che sono coinvolti proprio anche nella maratona di lettura. Benissimo, allora dopo da Venezia ci spostiamo, e per chi piace alzarsi presto o addirittura stare sveglio tutta la notte nell'attesa, letture all'alba all'Ose di Bora. Dove siamo qui? Siamo naturalmente in provincia di Verona. La biblioteca comunale di Povegliano Veronese vi aspetta per l'iscrizione obbligatoria a questo evento, che è, diciamo così, il primo proprio post maratona, e anche qui si parlerà di Vajont, dai 60 anni del disastro. Proseguiamo e andiamo in provincia di Rovigo, anzi proprio parte l'idea dal
Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. E cosa poteva organizzare un museo dei Grandi Fiumi? Un'escursione in barca dove ci saranno delle letture galleggianti. Ecco qui, e nella cosa successiva, sempre a Rovigo, collegata a questa, vedete che il programma delle manifestazioni che succedono a Rovigo sono molteplici e variegate. Naturalmente qui per ognuna di queste c'è una sede, ci sono le scuole, c'è la biblioteca, c'è appunto il Museo dei Grandi Fiumi. Se siete interessati, le cose sono partite già il 23 settembre, ma il 29 ci sono vari eventi che possono succedere. Andiamo avanti. Farra, che è in provincia di Treviso, e qui torniamo a Italo Calvino, dai 100 anni di Italo Calvino, una passeggiata letteraria omaggio a Italo Calvino. E anche qua ci sono dei posti limitati, la prenotazione è consigliata e bisogna rivolgersi alla Chiave di Sofia, che è un'associazione che si cura proprio di queste cose un po' particolari, e il giorno è il 1° ottobre, quindi si scavalca un po' questa giornata simbolica, ma ricordatevi che dopo tutto questo allenamento sarebbe un peccato finire di leggere il 29, ma si continua a leggere. Ultima segnalazione: a Montebelluna invece, sempre domenica 1° ottobre, c'è una maratona Calvino, in occasione dell'apertura della mostra Futuro Agenda 2023. Quindi fermiamo qui la locandina, riprendiamo i nostri collegamenti. E dove andiamo adesso? Ecco qua, Dove Livo, andiamo vieni. adesso? Eccoci, finita la locandina, la locandina che è il momento preferito dai nostri spettatori. Ci dispiace congedarli così, ma confidiamo nella terza stagione, quindi atti e atti intermezzati dalla locandiera. Allora adesso ci spostiamo per il nostro ultimo incontro della mattina. Le scuole sono un punto di riferimento forte per la maratona di lettura. Più in generale, naturalmente, le scuole è l'agenzia delegata, no, a trasmettere la tecnica e anche l'amore per la lettura, che poi naturalmente ha altri risvolti. Le famiglie sono importanti, naturalmente, il contesto in cui si vive, ma le scuole sono decisamente un'agenzia in primo piano sulla promozione della lettura. Un progetto che abbiamo intercettato è quello della rete delle biblioteche vicentine, la rete delle biblioteche scolastiche, scusate, vicentine. Le biblioteche scolastiche sono una risorsa importante, ancora poco valorizzata, e quindi ci piaceva sentire invece un'esperienza consolidata sul territorio. Sentiamo che cosa hanno da dirci. Diamo il benvenuto alla professoressa Carmen Piccolo, della Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine, responsabile della promozione della lettura. Benvenuta professoressa e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitata, bentrovati. È un piacere essere qui per parlare di promozione della lettura. Certo, allora promozione della lettura in un ambito molto particolare, che è quello delle biblioteche scolastiche. Voi avete una rete di biblioteche, che è già una ricchezza avere una rete, si lavora sempre per costruire le rete, voi ce l'avete già da più di 20 anni, no? Come è nata e come si è sviluppata questa rete? La rete, come detto, ha più di 20 anni, 21. È nata nel 2002 per esigenze dei bibliotecari che all'epoca si occupavano in maniera individuale di tutto il materiale librario all'interno della biblioteca scolastica. Allora si è costituita una rete, si è cercato di coinvolgere la provincia, vari enti, scuole,
e in capo alla rete la dirigente dell'Istituto Masotto di Noventa Vicentina. E attualmente la rete consta di 22 istituti di istruzione superiore, 14 istituti comprensivi e un ente che fa capo il comune, che è il Centro di Documentazione Pedagogica. E questo rende forte la presenza della rete sul territorio, che va dal nord a sud, da est a ovest. Di tutta la provincia, bene. Senta, chi è che può accedere a questa rete? Chi è nell'ambito della scuola o anche chi è esterno a questo ambito? Allora, il servizio è nato per cercare di colmare le lacune che c'erano in ambito scolastico. Ovviamente ha una ricaduta anche sul contesto privato, quindi esterno alla scuola. Chiunque può accedere al catalogo, basta collegarsi al sito rbsvicenza.org e c'è la possibilità di consultarlo online, anche perché spesso capita che il materiale custodito dalle biblioteche scolastiche possano risultare presenti nelle biblioteche civiche. Utilizzando lo stesso sistema gestionale Clavis c'è la possibilità di non essere disorientati nel momento in cui si fa una ricerca su un gestionale piuttosto che sull'altro, per cui è aperta a tutta la cittadinanza, anche perché i ragazzi vengono educati all'utilizzo e quindi alla ricerca bibliografica e una volta fuori dalla scuola hanno la possibilità di confermare quello che hanno appreso nella scuola. Quindi siete anche collegati in collaborazione con le biblioteche di pubblica lettura? Non esisterebbe la rete se non ci fosse anche la biblioteca di pubblica lettura, perché fornisce a noi un supporto non da poco. Intanto possiamo chiedere dei libri che loro hanno e noi magari non abbiamo perché biblioteche scolastiche, e in più tutta la parte di trasporto dei libri, quello fisico, viene con i loro mezzi. Certo, senta, e chi è che si occupa in particolare di queste biblioteche? C'è un personale addetto che va formato, che va aggiornato? Allora, nell'ultimo anno diciamo che molti si sono formati nel contesto lettura, contesto biblioteche, perché comunque il Ministero ha erogato dei fondi specifici e ha fatto della formazione specifica. Quindi questo ha aiutato, ha incentivato. In realtà manca la figura del bibliotecario all'interno delle biblioteche scolastiche, per cui tutto è lasciato nelle mani di un dirigente sensibile affinché la biblioteca rimanga aperta, tutto è lasciato nelle mani anche di genitori sensibili, perché istituti comprensivi, mi viene da pensare alla primaria o alla scuola dell'infanzia, dove non hanno particolari fondi da destinare a un'attività piuttosto che a un'altra, usufruiscono del volontariato e quindi accettano ben volentieri anche l'aiuto del comitato genitori piuttosto che di un nonno o qualcun altro. Orario di apertura, immagino che sia legato alla vita scolastica. L'orario di apertura sostanzialmente sì, è fondamentale perché sapere che c'è un'ora in cui io sicuramente trovo una persona in biblioteca mi aiuta a stabilire una quotidianità, una regolarità. È una delle cose sulle quali ci battiamo affinché tutte le biblioteche aderenti alla rete abbiano un orario di servizio, anche una volta a settimana. Però gli utenti sanno che una volta a settimana c'è chi si dedica a concedere i prestiti o a dare consigli di lettura. È fondamentale. Certo, e così anche la biblioteca scolastica diventa un riferimento culturale per il quartiere, per il paese, e quindi aumentano le possibilità oltre a quelle di pubblica lettura, no? Certo, perché il servizio viene erogato nella sede dove ci si reca per andare a lavoro. Il lavoro dei ragazzi è venire a scuola, loro hanno la possibilità, nel tornarsene a casa, passano un attimo dalla biblioteca, prelevano il libro richiesto o perché volontariamente richiesto, perché indotti dai docenti e poi continuano per la loro strada. A proposito di, Inizio da poco. certo, a proposito di studenti, mai sono stati coinvolti anche come momento formativo nella gestione proprio della biblioteca? Allora, abbiamo fatto fare degli stage ad alcuni ragazzi, però sono stati stage interni in alcuni periodi particolari. Mi viene da pensare al periodo del Covid, quindi c'era la sistemazione a scaffale dei materiali che venivano restituiti o che erano stati restituiti, dovevano essere sistemati, e abbiamo avuto la possibilità di fare questo, con le dovute attenzioni ovviamente, precauzioni, tempi di attesa. Certo. Senta, ultima domanda. Siamo nell'ambito della maratona di lettura Il Veneto Legge.
Questa rete di biblioteca o qualche biblioteca sa se hanno partecipato alle scorse edizioni o a queste, oppure se hanno utilizzato i temi che sono stati suggeriti dalle varie edizioni della maratona per delle attività particolari? Allora, la maratona di lettura è sicuramente un evento al quale le scuole sono sensibili di per sé, perché promuovono la scuola su più fronti, la scuola, la lettura, ecco, su più fronti. Sicuramente molti istituti hanno lavorato in tal senso, magari in maniera nascosta, non evidente, quindi non dichiarando sul sito, nell'apposita sezione, di aver aderito, ma hanno trattato la tematica. L'anno scorso, per dire, il mio istituto ha aderito alla maratona di lettura con un'attività fuori dalle mura scolastiche in un parco cittadino, portando i ragazzi a leggere lì, dopo un periodo di allenamento in classe. Altri istituti, mi viene da pensare alle primarie, avendo i bambini piccoli, magari li hanno portati nella biblioteca civica vicina, ed è qui emerge ancora il parallelismo tra le due biblioteche e il lavorare insieme, quindi aprire la biblioteca civica ai ragazzi della scuola, aprire la biblioteca scolastica anche agli utenti esterni che hanno intenzione di venire a reperire materiale. La maratona come occasione in più, insomma, per alimentare questa rete, no? Io direi che possiamo chiudere qui la nostra piacevole conversazione con la professoressa Camel Piccolo della rete bibliotecaria Scuole Vicentine e la ringraziamo perché queste sono informazioni preziose, ci danno anche un'idea, no, di cosa può essere e come superare magari a certi limiti, a certe difficoltà. Grazie per essere stata con noi, buona continuazione, buone letture e buona maratona quando succede di farla. Grazie a voi, buona lettura a tutti, arrivederci. Il Veneto legge. Le scuole sono presenti, ci ricordava la professoressa Piccolo, a volte in maniera non evidente. Noi però invitiamo le scuole a registrare le proprie attività, non tanto per dare visibilità, ma per sentirsi insieme a tutti gli altri, a tutti più di 1000 eventi che sono finora registrati nel sito, per essere insieme idealmente a promuovere la lettura in una giornata particolare, il 29 settembre, sapendo poi che le scuole, come le biblioteche, non smettono di fare promozione della lettura il 31 o l'1 ottobre, ma continuano tutti i giorni a promuovere la lettura, la cultura del libro, e quindi di questo noi siamo loro grati. Allora, corriamo in tanti venerdì 29 e serviva un piccolo incoraggiamento, un piccolo in bocca al lupo, e quindi abbiamo chiesto agli organizzatori e ai promotori di questa maratona di lettura di un piccolo contributo per incitare i lettori alla partecipazione. Ve lo mostriamo. Manca poco al 29 settembre, giorno della 7ª edizione della Maratona di Lettura, un appuntamento ormai tradizionale proposto dalla Regione Veneto insieme al MIUR, l'Istituto Scolastico Regionale, l'Associazione Italiana delle Biblioteche Venete, l'Associazione dei Librai, insomma tutti gli attori del mondo della lettura e dei libri. È un momento per celebrare quello che è il grande patrimonio dato dalla lettura e dai nostri libri e la possibilità anche di realizzare una staffetta ideale tra coloro che vi parteciperanno leggendo i brani dei nostri autori preferiti. Chiaramente è una bella occasione per far sentire il Veneto una regione sempre più vicina al mondo della lettura, al mondo dei libri. E ricordatevi che chi partecipa troverà il suo libro e se non troverà il suo libro sarà il libro della sua vita a trovare lui. Il Veneto legge.
il Veneto. Siamo nel pieno svolgimento della 7ª edizione della Maratona di Lettura Il Veneto Legge e a nome di tutto il CER volevo augurare ai partecipanti una buona maratona. Il Veneto legge. Anche noi di Braille corriamo con la Maratona di Lettura 2023. Auguriamo buone letture a lettori, autori e a tutti quelli che collaboreranno all'edizione di quest'anno. Buona corsa! Il Veneto legge. Buongiorno a tutti, sono Paola Cortiana e sono un'insegnante e voglio augurare a tutti buona maratona di lettura 2023. Venerdì i bambini, i ragazzi più grandi, gli insegnanti, ma anche i genitori, i nonni, uniranno la loro voce per leggere insieme ai bibliotecari, agli editori, agli attori della filiera del libro, per ricordare che leggere è bello e fa bene e che possiamo unire le nostre voci nella lettura. Ricorderemo la tragedia del Vajont, ricorderemo Calvino e il suo compleanno, Meneghello, in un fiume di parole. E quindi ancora di cuore auguro buona maratona di parole, buon Veneto che legge 2023. Il Veneto legge. Buongiorno a tutti, sono Margherita Stevanati di Leggere per Leggere e sono qui per fare un augurio ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, ai bibliotecari, agli editori, insomma a tutti quelli che il 29 settembre daranno voce alle pagine dei libri. Sarà una grande onda di voci che coprirà di suoni ed emozioni tutta la regione. A tutti voi, buone letture e naturalmente, viva il lupo! Il Veneto legge. Anche gli editori veneti hanno partecipato con numerose iniziative alla fase di riscaldamento di questa 7ª edizione della maratona. Incontri sparsi su tutto il territorio, organizzati insieme a librerie, biblioteche, associazioni culturali, lettori professionisti, e ancora molti sono gli appuntamenti in programma che ci accompagneranno fino a venerdì prossimo, giornata in cui idealmente tutti gli operatori della filiera del libro si ritroveranno in moltissimi luoghi sparsi per il Veneto per promuovere la lettura e la cultura del libro. È molto importante che la lettura sia sempre più una pratica condivisa, messa a sistema. La lettura va vista non solo come crescita personale e culturale, ma anche come strumento che può incidere profondamente e radicalmente per una rigenerazione civile e sociale. Far crescere il numero dei lettori è possibile unicamente se la lettura viene considerata un bene comune e quindi se anche a livello istituzionale si mettono in atto politiche culturali che favoriscano la circolazione del libro e scambi fruttuosi tra tutti gli operatori della filiera. Il Veneto è un passo avanti nella promozione della lettura, il successo della maratona lo dimostra. Iniziative come questa sono molto importanti per disseminare la cultura del libro e aiutare a diffondere il piacere della lettura a partire dalle fasce più giovani. Dagli editori veneti, buona maratona a tutti e mi raccomando, partecipate numerosi. Veneto legge. Ed eccoci arrivati alla fine anche di questa 6ª puntata, l'ultima puntata di Magazine o Magazine alla Veneta oppure Magazine. Lasciamo a voi la libertà di scegliere dove mettere l'accento al nome della nostra trasmissione. E quindi che dire, Oreste? Rinnoviamo un invito alla partecipazione. Sì, Siamo tanti.
Sì, siamo ancora in tempo a inserire gli eventi nel sito www.ilvenetolegge.it. A questo punto ci sono ancora qualche giorno per riscaldarsi, quindi nella sezione riscaldamento, oppure se sono eventi del 29 o anche poco dopo, come avete visto dalle locandine, cioè il 29 non è tassativo che si smette di leggere, anzi se ci sono degli eventi correlati che vanno oltre, inserite anche quelli. I numeri sono numeri, ma sono importanti perché dietro i numeri ci sono le persone che leggono, che partecipano, che ascoltano, che fanno sì che questo popolo di lettori sia sempre più vasto e più soprattutto consapevole. E chiudiamo dando anche questa notizia. La Regione, insieme all'ufficio scolastico, l'Associazione Italiana di Biblioteche, gli editori e i librai, hanno deciso di aprire una finestra alla maratona di lettura, e quindi cogliamo così l'opportunità della vicinanza del 9 ottobre, che è la giornata in cui si commemora la tragedia del Vajont, e quindi se le biblioteche, le scuole, le librerie, gli editori, i cittadini organizzano dei momenti intorno a questa data, possono essere ancora inseriti nel calendario delle manifestazioni della maratona di lettura Il Veneto Legge. Quindi ci salutiamo per questa edizione e veramente un abbraccio a tutti voi lettori, un abbraccio ideale, e ritroviamoci tutti il 29 e nei giorni successivi tra le pagine. Buona lettura e buona maratona a tutti.